è al centro di questa importante regata? È importantissimo perché si inserisce intanto un evento straordinario, unico nel suo genere. Solo parlare di Venezia Monte Carlo, parlare di due città così importanti in Europa e nel Mediterraneo, e noi starci lì dentro significa un momento importantissimo di riconoscimento per le attività del mare che si fanno a Salerno, per una città che si proietta sempre di più a livello internazionale. Per noi è importantissimo perché si inserisce poi nelle manifestazioni del Sisan, che partono come ogni anno al Masuccio Salernitano, più di 2 mesi di serate per la città e per quanti vorranno dalla provincia e oltre passare una serata, una giornata a Salerno. Quindi questo appuntamento dei primi giorni di luglio con una manifestazione così importante diventa un ulteriore momento di richiamo, così come lo sarà perché la manifestazione intanto è programmata per 3 anni. Noi quindi per quanto riguarda il settore turistico-crocieristico già a Miami inseriremo questa ulteriore offerta che faremo agli armatori di tutto il mondo per attrarre sempre di più Salerno. Tanto lavoro a Salerno tra progetti realizzati, progetti in cantiere, la situazione delle cantiere di Porta Ovest? Ma aspettiamo con ansia i tempi di accertamento di eventuali problemi. Potremmo essere parte lesa nel momento in cui c'è qualche problema. Speriamo che tutto si possa fare velocemente, noi siamo a fianco ai giudici che stanno operando in questi giorni per dare una mano se è possibile, perché potremmo essere parte offesa se c'è qualche irregolarità. Noi speriamo di no, io ho buone speranze perché anche la direzione dei lavori mi assicura che tutto è stato fatto secondo le regola d'arte. Vediamo un po' che succede nei prossimi giorni. Spero, ripeto, che si faccia presto. È un'opera strategica per l'economia del territorio, di un vasto territorio, non solo della città di Salerno, ma di un vasto territorio. Senza quest'opera chiuderemo il porto di Salerno tra qualche anno, così come un ambiente più tutelato, perché mettere in galleria e darle fuori dalla città tanto traffico significa tutelare la città sul piano ambientale, tutelare una parte di questo territorio dove inizia la costiera amalfitana. Insomma, ci sono tanti momenti per dire che quanto è importante quest'opera, quindi fare presto perché si accerti immediatamente la verità e accertato magari anche il problema, vedere come risolverlo e continuare l'opera.